Allora, scusate, ma io continuo a pensare che siamo destinati all'estinzione e non mi riferisco questa volta ai Novax, cui volume cerebrale, insomma, è quello che è, quindi non ci può aspettare più di tanto. Non mi riferisco al fatto che siamo in problemi enormi per quanto riguarda la guerra in Ucraina, che sembra non finire dopo quasi 2 anni, o quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza. Sorvoliamo questi temi, diciamo, internazionali, ma torniamo al Veneto e leggo. Sapete che io cerco di leggere i giornali e invito a leggere i giornali, magari qualche volta acquistarli anche, e leggo sul Corriere del Veneto un articolo molto interessante in cui praticamente dovete sapere che il Consiglio provinciale di Trento ha la stessa maggioranza della regione Veneto, quindi è una città, è una provincia a maggioranza di centrodestra, e il presidente è tra l'altro il leghista. Adesso è noto perché ha fatto l'ordinanza di ammazzare 8 orsi all'anno, e secondo me ha anche ragione, perché se questi orsi sono pericolosi non si può lasciarli liberi. Detto questo, cosa succede? Che a fronte della crisi di siccità che, diciamo, siamo sempre più esposti, il presidente della regione Luca Zaia, nelle vesti di commissario per emergenza siccità, tra le varie fra le proposte strategiche che c'erano per mitigare questo enorme problema della città, c'era l'ipotesi di una diga sul torrente Vanoi come serbatoio per alimentare l'asta del Brenta, ok? Ed è stato concesso dalla Regione del Veneto, ha dato 1 milione di euro per il progetto concesso al consorzio Brenta Bacchiglione con fondi ministeriali. Tanto è vero che, leggiamo l'articolo, praticamente lo citiamo testualmente, la progettazione è stata affidata e sta procedendo. Ma, oibò, la giunta, il consiglio provinciale, presidente Maurizio Fumagatti, leghista, ha bocciato all'unanimità, votando all'unanimità un ordine del giorno del Partito Democratico, in cui loro dicono che non vogliono questa diga. Ecco, allora, al di là che bisogna sapere bene le cose, come stanno, per carità, però rimane un fatto che è ovvio, è logico, è riconosciuto, si sa che ogni volta che si realizza una diga poi ci sono tutta un'altra serie di conseguenze ambientali. Lo sappiamo benissimo, purtroppo. Anche il Mose, che oggi è stato tirato su, anche quello ha avuto un impatto sull'ambiente. Cosa facevamo? Andiamo tutti sott'acqua perché qualche genio dice no, ma le correnti, oppure qualche altro scienziato che dice siccome c'è il Mose allora arriva troppa acqua alta, eccetera eccetera. Ecco, allora scusate, ma io penso che a fronte del problema enorme della siccità, questi della giunta e quindi Trento, loro hanno l'acqua, dovrebbero capire che non ci sono solo loro, e anche il Veneto e anche chi arriva giù ha diritto, ma non diritto così tanto per averla, perché è indispensabile per l'economia di tutti, perché se va male il Veneto, gli agricoltori del Veneto e anche di Chioggia vanno male indirettamente anche, diciamo, per un principio anche non solo di solidarietà ma anche di economia. Dovrebbero ragionare bene su questa cosa. Concludo ricordando che la diga sul Brenta che abbiamo, la famosa diga a sbarramento, ferma da illo tempore a causa del protagonismo di qualcuno, sapete già a chi mi riferisco, in questo momento è ferma perché non ci sono i fondi. Allora, ricordando che sono quelli che blatterano di autostrade 4 corsie, di ferrovie fantascientifiche e di altre cose, vorrei ricordare che nel comune di Chioggia ci sono una 50ina di milioni fermi per la legge speciale di Venezia. Io credo che, visto che abbiamo tanti parlamentari e visto che spesso si cita la filiera comune, provincia, regione e governo, trovate un modo di prendere questi soldi della legge speciale di Venezia e di utilizzarli per fare questo benedetto ponte sbarramento, perché il problema della siccità c'è e continuerà. Scusatemi la verba, però sinceramente sentire che questi buttano via praticamente 1 milione di euro quando noi siamo fermi, francamente fa un po' girare.
Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.